Eccoci qua con l'ultimo sole di giornata, bentornati, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Surfcasting GVT Liguria. Buon pomeriggio a tutti, tra una settimana sarà Natale, quindi tanti auguri in anticipo. Quest'oggi vi riporto in uno spot molto interessante, Cavi di Lavagna, una spiaggia molto grande, molto lunga, sito anche di gare provinciali di surfcasting, quindi potete bene immaginare quanto sia grande, ma quest'oggi vi porto nella parte più esterna, all'imboccatura del porto. Cercherò con lanci molto lunghi di tagliare la corrente, la strada di corrente in uscita e in entrata del porto, per vedere appunto se in questo particolare punto della spiaggia siamo fortunati. Era già da un po' che volevo provarci, quest'oggi ha smesso di piovere poco fa, quindi l'acqua è torbida, cielo coperto, sta per venire buio, mi sembrava un po' la condizione migliore. Ci troviamo su un fondale abbastanza importante, c'è un fondo che va dai 2,5 metri fino ai 4,5 metri, quindi interessante, ciottoli, sabbia, lo spot forse ideale per orate, ombrine, che non saranno gigantesche, ma incrociamo le dita e canne innescate, piombe a palla, pronti a partire. Prima tocca sulla canna di sinistra questo pagellino che viene a farci visita, non ha saputo resistere all'americano. Adesso lo slamiamo e lo ributtiamo. Mi raccomando, i pesciolini che peschiamo, che abbiamo la fortuna di non uccidere durante il recupero, la lamata, rendiamoli la libertà.
Quest'oggi viene a farci visita una mormorina che adesso slamiamo anche lei e ributtiamo. Sempre con l'americano 0,25 molto lungo fluorocarbon a modello 8. Controllo anche la seconda canna. Come vedete i nostri americani sono ben graditi questo pomeriggio, anche se siamo ancora di giorno. 4 e un quarto, 3/4 d'ora di pesca, 3 tocche praticamente, 2 pesci. Adesso ho visto i pesciolini che ci sono, provo a mettere un doppio bibi, visto la grandezza che sono veramente piccolissimi, ne metto 2 di seguito e metto questa canna più vicino possibile all'imboccatura del porto. Quindi doppio bibi vicino all'imboccatura del porto e poi a seguire la canna con l'americano. Eccolo qua, finito il nostro innesco, doppio bibi a modellotto. Ho visto un po' di corrente, quindi mantengo il mio mini trave basso, treccia, terminale molto lungo, a me piace così, un amo singolo terminale lunghissimo di 2 metri. Ho visto un po' di corrente, quindi cosa faccio? Lascio il terminale molto lungo ma aumento il diametro da un 25 passo a un 28. Quattro e mezza, sfoderiamo la nostra terza Andromeda, il nostro Pen Rival, nuovo di pacca, novità 2021. Io lo porto sempre con me, lo alterno ai miei Shimano Aerotechnum, veramente una bellissima novità in casa Pen che ci voleva, bobina conica, 3 bobine di ricambio e la sua sacchettina 0,25 57 di Shock Leader. Allora, terza canna, quindi abbiamo bibi, già innescato, americano, già innescato, ci resta cefaletti, ma visti i pesci che abbiamo preso finora non mi sembra che ci sia presenza di serra e siamo ancora di giorno, seppioline ma non c'è abbastanza mare, le nostre sarde, quindi adesso valuterò se fare un innesco grande con una sarda intera o utilizzarne metà e fare una piccola caramellina di sarda flotterata e provare il sottoriva. Ci stiamo avvicinando al buio, quindi una situazione magari ideale per cercare la spigolotta vicino a riva. Eccolo qua il nostro innesco dopo alcuni minuti di lavorazione, filetto di sarda girato col filo elastico, amo del 2, filo dello 0,28 fluorocarbon e un piccolo pop-up. Un filetto della grandezza di una sigaretta, come dice sempre il nostro maestro Ripamonti. Un innesco molto delicato che dovremo fare attenzione a lanciare, non lo lanceremo distanti e vediamo un po' come va, amici. Eccoci qua, a parte per la sarda flotterata, sto provando tutti i lanci sulla lunga distanza, sta venendo notte, americano, bibi, anzi doppio bibi e sarda flotterata davanti a me, acqua torbida, cielo coperto, tutti i lanci lunghi perché essendo uno spot nuovo per me ho paura che qui sotto si nasconda qualche scoglio di grandi dimensioni come appunto troviamo sui pennelli qua vicino, quindi per il momento tutti i lanci molto lunghi, amici, terminali molto lunghi, amo singolo, catturiamo un pesce alla volta,
se ci riusciamo, e andiamo avanti. Eccoci qua, prima oretta di pesca andata, prime impressioni su questa parte di spiaggia. Sicuramente, come spesso accade nelle imboccature dei porti, il fondale è bello profondo. Quando recupero comunque sento sotto tanta acqua, quindi sicuramente un punto della spiaggia con un fondale abbastanza importante, quindi di conseguenza purtroppo anche abbastanza corrente. Il mare è molto calmo, quindi di conseguenza non c'è questa corrente, questo mare da dire che è impescabile. Oggi è una situazione molto tranquilla. Comunque, tutto sommato, un buono spot per il momento, anche se di piccole dimensioni. Vedere muovere le canne di una pescata ogni tanto fa anche riportare buon umore. Adesso ci stiamo avvicinando al buio, incrociamo le dita, andiamo avanti. Sto provando un attimino a le diverse esche e poi durante la pescata vedrò che fare e vi aggiornerò. Dopo una serie di tocchi sul nostro doppio bibi si fa viva questa mormorina, la taglia inizia a salire, ma slamiamo anche questa e la ributtiamo in acqua velocemente. Controllo sull'americano da esito positivo, ma possiamo essere contenti per metà, una mormorina veramente mini. Adesso slamiamo anche questa e la ributtiamo. Presenza di pesce veramente massiccia, anche se siamo ancora di giorno, amici.
5:20 è l'ora di prendere la nostra LED lens e accendere le luci, amici. Sostituisco il mio filetto di sarda flotterato con un Americanone XL e lo lancio più distante possibile con la mia sfera 150, quindi americano e doppio bibi, e si inizia questa parte di pescata in notturna a Cavi di Lavagna. Direi che forse è il caso di controllare un po' più spesso i nostri americani. Tutte e tre le mie ragazze in acqua, americano doppio bibi. Il mare continua a essere calmissimo, il cielo coperto, ma non dovrebbe piovere fino a stasera, questa notte inoltrata, quindi è un momento di stallo. Per il momento una giornata tutto sommato piacevole, tante tocche, tante mangiate. I nostri vermi durano veramente pochissimo in acqua e per essere dicembre è veramente un piacere questo. Vista la massiccia presenza di pesciolini questa sera, sfodero l'arma segreta. Avevo anche 2 bibi di coffa congelati dalle scorse battute. Cosa ho fatto? Ne ho innescato uno per intero, l'altro l'ho tagliato, l'ho aperto e l'ho girato col filo elastico a coprire quello sotto, quindi si è creato un bibone enorme per intero con sopra avvolto un altro bibi sempre girato col filo elastico, un bel amo del 2 fratto 0, un innesco veramente consistente che speriamo venga visto da qualcosa di veramente grande. Quasi 6:30, i nostri americani continuano a sparire, è l'esca più delicata che abbiamo in acqua e continua a essere aggredita e a tornarci un terminale praticamente pulito. Sono contento che perlomeno il mio fluorocarbon 0,25 continua a essere bello non ingarbugliato, quindi le nostre esche continuano a lavorare bene. Doppio bibi e bibone gigante sulla nostra destra, vicino all'ingresso di questo porto di Lavagna, e questa terza Andromeda con il mio penne Rival da sola, isolata, con un super americano gigantesco, terminale lunghissimo, a lavorare da solo in mezzo alla spiaggia. 'Nuovo lancio, nuovo innesco, questa volta utilizzo un piccolo bibi di testa e finisco il mio innesco con un americano innescato per intero, amo dell'8 0,25 fluorocarbon. Quasi le 7, cambio un attimo strategia, nel buio più totale metto le 2 canne con l'americano e l'innesco misto sulla mia sinistra, un po' più larghe, sulla mia destra il bibone vicino all'ingresso del porto, vicino a questo pennello, quindi come si dice la canna matta isolata, e invece le 2 canne che sono un po' più quelle soggette a tocchettine continue delle varie mormorine, pagellini vicine. Sette e mezza, controlliamo nuovamente i nostri americani che sono nuovamente spariti, amici. Si rinnesca e si rilancia. 8-10, mi gioco l'ultima carta a mia disposizione, tutte e 3 le canne con l'americano, tutte e 3 le canne sulla lunga distanza, terminale molto lungo 0,25 fluorocarbon, amo dell'8 becco d'aquila.
Eccoci, battuta terminata anche questa volta. Voglio partire salutando Fishing Cuervo e il suo socio, due pescatori di Bergamo che sono venuti in trasferta qua in Riviera a fare due lanci, a divertirsi un po'. E voglio partire innanzitutto salutando queste due persone, questi due pescatori squisiti che spero di rincontrare presto in qualche mia avventura. Come tanti di loro e tanti di noi ci spostiamo spesso a pescare, qua vicino a Lavagna troviamo Tigullio Pesca. Se qualcuno dovesse acquistare al volo dei vermi o fare qualche trasferta di pesca ve lo consiglio, quindi un saluto anche agli amici di Tigullio Pesca. Uno spot, quello di Cavi Lavagna, abbiamo visto molto interessante. Quest'oggi mi sono spostato più defilato nella parte dove esce il porto, un fondale molto più profondo rispetto alla spiaggia normale, un fondale misto, ciottoli, sabbia, abbiamo trovato qualche sasso ma niente di più. Uno spot sicuramente divertente che consiglio, amici, quindi chi si trovasse da queste parti. Abbiamo visto a fine dicembre una pescata tutto sommato divertente, 4 ore, mai le canne più ferme di 10 minuti, sempre qualche tocca, qualche pesce, purtroppo niente di rilevante, ma uno spot da riprovare magari con una condizione un po' più cattiva, perché secondo me i pesci qua sotto ci sono, tante segnalazioni le ho avute e non vedo l'ora di riprovarlo. Io vi ringrazio per continuare a seguire il canale, continuate a iscrivervi perché le avventure, come vi dico sempre, non finiscono mai.